L'inasprimento del confronto tra la Russia e gli Stati Uniti coinvolge in modo sempre più diretto l'Europa orientale. In Polonia il carbone rimane la principale fonte di energia, le conseguenze tragiche dell'inquinamento nella città di Ribnik. La Croazia, per salvare la prossima stagione balneare, ha deciso di vaccinare in modo prioritario i lavoratori del settore turistico. A Bari, malgrado la pandemia, sono in tanti fedeli ortodossi russi giunti in pellegrinaggio per venerare San Nicola. La frontiera spaesata, il libro di Giuseppe Samonà, che porta il lettore nella cultura di Trieste, dell'Istria, della Croazia e della Slovenia. Lo scontro tra l'Occidente e la Federazione Russa di Vladimir Putin si fa sempre più aspro. Il Cremlino ha inserito 8 alti funzionari europei nella lista delle persone non grate. Tra i decisori europei sanzionati anche il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Buongiorno. Per Mosca si è trattato di una risposta alle sanzioni europee arrivate dopo il caso Navalny, dopo altre gravi violazioni dei diritti umani e, non ultima, dopo l'aggressione russa della Crimea. Lo sgarbo contro le istituzioni europee è solo l'ultimo di una serie di episodi che stanno inasprendo il rapporto tra l'Occidente, ora guidato da Joe Biden, e la Russia. Ricordiamo che il governo di Praga ha accusato i servizi segreti militari russi di aver fatto esplodere una fabbrica di munizioni nel 2014. A causa del sabotaggio morirono 2 operai. L'attacco del Cremlino contro i decisori dell'Unione Europea ha comunque sorpreso la diplomazia. Putin vuole cogliere almeno 3 obiettivi con questo duro provvedimento. Il primo sicuramente è tentare di incrinare l'asse di nuovo formatosi tra l'Europa e la dottrina Biden per una nuova guerra fredda nei confronti della Federazione. Secondo, dimostrare che non si può entrare, non si può immettersi nei problemi di politica interna della Federazione russa senza correre rischi appunto di una risposta simmetrica. Il terzo, che uno dei colpiti è il capo del laboratorio biologico e chimico dell'Unione Europea, un fatto molto impressionante in un momento di pandemia. Si tratta del responsabile di un gruppo di laboratori e istituti di ricerca europei, dove tra l'altro sono stati studiati il vaccino russo Sputnik, ma anche i veleni usati per gli attentati contro gli oppositori di Putin. Il punto più caldo della nuova guerra fredda è la frontiera tra Ucraina e Russia. La Crimea annessa da Mosca, la guerra nel Donbass. La Russia poi, tra marzo e aprile, ha eseguito imponenti manovre terrestri, aeree e navali nel Mar Nero e a ridosso del confine ucraino, operazioni poi estese anche verso la Bielorussia e il Baltico. Impegnati in varie fasi circa 150.000 uomini. Il Cremlino ha ripetuto in più occasioni che le manovre sono un avvertimento a chi vorrebbe includere l'Ucraina nella NATO. Putin quindi ha mandato un messaggio molto chiaro. Se la NATO dovesse ritenere di dover far aderire l'Ucraina, la risposta russa sarebbe potentissima naturalmente ed immediata. Sta ora a capire se questo è soltanto una deterrenza, appunto una minaccia, o se invece potrebbe diventare una drammatica realtà. Gli Stati Uniti di Biden hanno riorganizzato le file della NATO. L'Alleanza Atlantica, fino alla fine di giugno, ha in programma di effettuare in vari paesi dell'Europa centrale e orientali grandi manovre cui parteciperanno circa 30.000 soldati. I comandi militari vogliono sviluppare le capacità di difesa classica, ma anche l'ambito cibernetico e informatico dei futuri conflitti. Una dimostrazione tesa a riaffermare la volontà non solo dell'Unione Europea ma anche degli Stati Uniti che nessuno può minacciare il fianco orientale della NATO, ma soprattutto che non saranno accettate nuovamente operazioni come quella della Crimea e del sostegno della Federazione Russa
alle repubbliche del Donetsk e Lugansk. Le manovre dell'Alleanza Atlantica saranno quindi una prima rappresentazione di come Joe Biden intende rilanciare l'antica strategia della deterrenza. La città polacca di Rybnik è uno dei luoghi più inquinati d'Europa. Zolfo, polveri, metalli pesanti si levano dalle ciminiere delle vicine centrali termoelettriche. Il calore prodotto dal carbone di Rybnik fornisce il 20% dell'elettricità prodotta in Polonia. Per gli abitanti della città, le discussioni sulla svolta ambientalista impressa dall'amministrazione Biden all'agenda mondiale hanno una dimensione concreta. Qui le miniere di carbone e le termocentrali garantiscono migliaia di posti di lavoro, salari e tranquillità sociale pagati a prezzo della salute dei cittadini. Nella città il tasso di tumori e malattie respiratorie è nettamente superiore alla media polacca. Anche tra gli abitanti di Rybnik cresce però la consapevolezza che non si può barattare la salute per il lavoro. Non mi restano molti anni da vivere, sono anziana, quindi il cambiamento climatico potrebbe non riguardarmi, ma ho figli e nipoti e mi piacerebbe che vivessero in un mondo sano, ma non ho molte speranze. Recentemente è stata fatta un'indagine medica a cui sono stati sottoposti i bambini di Rybnik e i loro coetanei di Strasburgo, in Francia. I risultati dello studio hanno mostrato che nei bambini polacchi c'era una quantità di particelle di carbone 5 volte superiore rispetto a quella misurata nei corpi dei bambini francesi. Tra i minori che sono stati esaminati c'era anche il figlio di Emil Nagalewski. Per arginare l'esposizione all'inquinamento, il signor Nagalewski nella casa di famiglia ha installato delle prese d'aria, ma i filtri, dopo 12 settimane, sono saturi di polvere di carbone. Ci sono giorni dell'anno in cui ci sentiamo prigionieri nelle nostre case, controlliamo la qualità dell'aria sui nostri smartphone e sappiamo che per la nostra salute, per non avvelenarci, non possiamo uscire. Questa non è una situazione normale, noi non possiamo continuare così. In Polonia il 70% dell'energia è prodotto dalle centrali a carbone. Nel settore lavorano circa 150.000 persone tra minatori e operai. L'energia elettrica viene venduta all'estero, soprattutto alla vicina Germania. Per questo il governo di Varsavia, guidato dal PiS, il partito del diritto e della giustizia, conservatore e sovranista, non vuole rinunciare al carbone. È una questione di soldi, è vero, è tutta una questione di soldi, perché i soldi garantiranno posti di lavoro stabili. Negli stati dell'Unione Europea la produzione e il consumo di carbone fossile sono in costante diminuzione. Nel 2019 la produzione si è attestata a 65 milioni di tonnellate, il 9% in meno rispetto al 2018 e il 77% in meno rispetto ai 277 milioni di tonnellate del 1990. In quell'anno erano 13 gli Stati membri dell'attuale Unione Europea che producevano carbone. Oggi solo 2 Stati membri producono carbone, la Polonia, che estrae quasi 62 milioni di tonnellate, il 95% del totale, e la Repubblica Ceca, con una produzione di 3 milioni e 400 mila tonnellate di carbone l'anno. È prevista per l'8 giugno al Tribunale dell'Aja la sentenza nel processo d'appello per genocidio nei confronti di Ratko Mladic, l'ex capo militare dei serbi di Bosnia. Era stato condannato nel 2017 in primo grado all'ergastolo per il massacro di Srebrenica, l'assedio di Sarajevo e altri crimini di guerra durante il conflitto in Bosnia nel 1992-1995. Il processo d'appello si era aperto ad agosto nell'anno scorso dopo dei rinvii dovuti alle condizioni di salute di Mladic. Anche dopo l'apertura del processo, i suoi legali avevano chiesto di interrompere le udienze per l'incapacità di Mladic di affrontare il procedimento. Il Covid tiene ancora in scacco la Croazia. La terza ondata della pandemia è stata tragica. Nel paese, domenica prossima, 16 maggio, si terrà il primo turno delle elezioni locali. In campagna elettorale a dominare sono stati 2 temi: la pandemia e, soprattutto nella fascia adriatica, la stagione turistica. Un settore che per i nostri vicini della sponda orientale dell'Adriatico garantiva negli anni scorsi il 20% del prodotto interno lordo.
Il governo croato ha lanciato in tutta Europa una campagna per attirare turisti in Istria e Dalmazia. Il primo passo di questa campagna è la vaccinazione di chi lavora nel turismo. La Croazia è tra i primi paesi a vaccinare i lavoratori del turismo. Questo per il nostro paese è di vitale importanza, non solo per proteggere i nostri cittadini, i lavoratori di questo settore, ma anche per rafforzare la nostra immagine di destinazione sicura. Stiamo allestendo degli ambulatori nei resort, dove i turisti potranno fare i tamponi all'arrivo e poi altri test per poter tornare a casa. La campagna vaccinale dei lavoratori del turismo è iniziata a Dubrovnik, una città colpita in modo particolarmente duro dal Covid. Altrove la situazione è migliore. L'Istria è riuscita ad arginare i contagi e per il ponte del 1° maggio sono arrivati i primi turisti, soprattutto dalle vicine Austria e Slovenia. La situazione è complicata non solo qui, ma anche nei paesi da dove arrivano i nostri ospiti, la Slovenia, l'Austria, l'Italia e la Germania, e poi i Paesi Bassi, la Repubblica Ceca, l'Ungheria. La situazione della pandemia in Europa ci preoccupa, ma il nostro obiettivo è garantire che l'Istria sia una destinazione completamente sicura entro i prossimi 10 giorni. Punto saliente del piano turistico croato sarà la disponibilità di tamponi a prezzi accessibili. Abbiamo già approntato ambulatori in cui è possibile eseguire test antigenici rapidi per tutti i nostri ospiti che hanno bisogno di avere questi esami quando tornano nel loro paese. Le aziende turistiche sperano di poter comunque realizzare buoni risultati nella stagione balneare. I grandi alberghi stanno investendo molto per la sicurezza degli ospiti, disinfestazione degli spazi, divisori in plexiglass tra i tavoli, tolti i buffet, è stato aumentato il numero dei camerieri che servono ai tavoli. Come azienda raccomandiamo ai nostri lavoratori di farsi vaccinare. Abbiamo stilato un elenco di priorità per i nostri dipendenti che sono a contatto con gli ospiti. La nostra speranza è che vengano vaccinati il prima possibile, in modo da poter mettere all'ingresso un'etichetta che siamo un luogo sicuro per i nostri clienti. I turisti poi potranno fare i tamponi nelle nostre strutture. Un tampone veloce costerà 17 euro, mentre un tampone molecolare 63. Sono prezzi concordati con il nostro Istituto di Sanità Pubblica. L'Istria, vista la vicinanza con l'Italia e l'Austria, è una destinazione raggiungibile in automobile. Il governo croato ha però avviato una serie di accordi con società aeree low cost per collegare Zagabria, Spalato, Zara e Dubrovnik con i più importanti aeroporti europei. La realizzazione del piano però dipenderà molto dalle decisioni comunitarie sul passaporto sanitario europeo. «9 maggio 2019. Sembra passato un secolo dall'ultima festa con la presenza dei fedeli che ogni anno celebravano in massa l'anniversario della traslazione delle ossa del Santo di Mira. Come per il 2020, anche quest'anno, causa Covid, sono state annullate tutte le manifestazioni esterne alla Basilica, nella cui cripta sono custodite le spoglie del Santo, tra tutte il corteo storico e la processione in mare, eventi che negli ultimi anni avevano portato in Puglia fino a 10.000 fedeli russi, che al pari dei baresi hanno da secoli una forte devozione nei confronti del santo. L'assenza dei fedeli russi pesa nella misura in cui noi quest'anno non possiamo celebrare senza la loro presenza la festa della traslazione secondo il calendario giuliano, che naturalmente accade 13 giorni dopo quella del 9 maggio, perché il calendario giuliano è di 13 giorni in ritardo rispetto a quello nostro gregoriano. Un legame secolare unisce la Puglia alla Russia nel segno di San Nicola, divenuto ancor più forte dopo la consegna nel 2012 del complesso architettonico della Chiesa russa di Bari al Patriarcato di Mosca. Un feeling che va oltre la religione. A Bari c'è finanche un consolato russo, piuttosto attivo nell'organizzazione di scambi economici e gemellaggi culturali, come quello che dal 3 al 5 giugno prossimi porterà una delegazione della Regione Puglia a San Pietroburgo, con al seguito l'orchestra del Teatro Petruzzelli. Questa vocazione tra origini dalla matrice bizantina che accomuna la Russia a Bari. Bari può diventare quella che Firenze diventò negli anni 50 con Giorgio La Pira.
centro era Firenze del dialogo durante la guerra fredda tra est e ovest. Bari può essere il centro euro-mediterraneo della pace. Oggi sono tanti i russi che risiedono in Puglia, qualcuno è arrivato proprio con i pellegrinaggi verso i luoghi di culto legati a San Nicola, come Natalia Ryabikova, interprete e guida turistica. Anche lei spera in una ripresa dei flussi, magari grazie anche alla riattivazione nelle prossime settimane del volo diretto con Mosca operato dalla compagnia siberiana E7. 342 voli tra Puglia e Russia con 53.000 passeggeri solo nel 2019. Ai russi prima di tutto piace San Nicola. Tanti russi che vivono in Russia purtroppo quest'anno, se le frontiere sono chiuse, non potranno venire. Questo ci preoccupa. Un santo dalla forte carica magnetica che ha stregato anche chi viveva dall'altra parte dell'oceano, come la coreografa e ballerina italo-americana Elisa Barucchieri, stabilitasi in Puglia ed oggi talmente devota di San Nicola da portare con sé nella vita e nell'arte tanti dei suoi insegnamenti. Ho provato proprio a studiare i miracoli, un santo che salva i pellegrini a mare, i marinai a mare, e non è che placa le acque, li aiuta a superare la tempesta. Ecco, io penso che quella sia una lezione molto importante, sempre di più per tutti quanti, che un po' potremmo cercare aiuto esterno e tutto, invece un santo che dice io ti sto accanto. Come può una frontiera essere spaesata? Il confine tra due stati non è il più fisso, stabile e definito dei luoghi? Ma quest'angolo di Europa, scrive Giuseppe Samonà, è la prova che ogni identità singolare è inevitabilmente una menzogna. Quello che è sicuro è che i Balcani, per la loro storia, hanno indicato, l'idea sanguinosa di frontiera, ma anche l'altra idea di frontiera, appunto spaesata in senso, direi, etimologico, di un neologismo, cioè che non appartiene a nessun paese, ma che è comune a tanti paesi diversi. Un viaggio alle porte dei Balcani è il sottotitolo della frontiera spaesata uscito per Exorma, un viaggio in cui l'autore ci accompagna dandoci del tu, ma in cui non siamo dei turisti. Ci si muove a piedi e ci si perde, con lo sguardo lontano, si condivide con qualcuno un pezzo di strada. Partiamo da Trieste, città del non, della nostalgia e della lontananza, la definisce Samonà, ed da qui si va a sud, Capodistria, Pirano, Pola, e allo stesso tempo a est, verso Lubiana e Zagabria. Anche come libro è alle frontiere di diversi generi letterari, Non è un romanzo, ma anche un po' lo è. Non è un libro di storia, ma fa molto i conti con la storia e ci sono anche tante parti di storia. Non è un libro di viaggi, ma è soprattutto un libro di viaggi. Non è assolutamente una guida turistica. Se dovessi dirlo con una frase, è un libro che, stando alla frontiera di tutti questi generi, cerca di trasformare il lettore in un viaggiatore. Il viaggio nello spazio è anche un viaggio nel tempo, attraverso il garbuglio delle lingue e degli eventi. Samonà, che dopo aver insegnato alle università di Montréal e New York, ora vive a Parigi, ci racconta la Trieste di Basaglia, la Pirano di Tartini, Fabiani e Plečnik che danno forma a Lubiana. Ci sono i secoli della Serenissima, il dominio austriaco, la lingua serbo-croata e soprattutto gli scrittori figli di questa terra e questa storia, alcuni più noti, altri quasi sconosciuti da noi, le cui pagine Samonà visita con profondità e passione. Ivo Andrić, Miroslav Krleža, Franz Prešeren e chi ha raccontato l'esodo istriano. Una cosa che mi ha colpito leggendo la Milani, leggendo la Madieri, leggendo Zanini, leggendo tutti gli scrittori che hanno avuto a che fare con l'Istria, non c'è mai un'onizza, non c'è mai una sola nota di rancore. C'è sempre una grande apertura verso l'Europa. Sono scrittori innanzitutto
austriani, italiani ed europei. Il viaggio onirico e concreto alla ricerca dei Balcani non si ferma all'ultima pagina. Può continuare, ci dice Samonà, tra le righe della letteratura o sulle mappe disegnate a matita, seguendo una traccia immaginaria che ci porti fin dove arriva l'eco di Trieste.